Oggi state scioperando in tutta Italia, anche ad Agrigento, per rivendicare cosa? Rivendichiamo soprattutto l'equiparazione ad altri corpi dello Stato, una maggiore tutela sanitaria per le malattie che noi possiamo prendere per questo lavoro che noi facciamo, e soprattutto mezzi e uomini per una tutela per tutti i cittadini. Questo chiediamo alla nostra politica, una nostra politica che deve essere più attenta a questo corpo nazionale, più attenta e dare più risorse. Basta pacche, eroi, noi non siamo eroi, siamo uomini formati alle scuole centrali di Capannelle, formati e ogni giorno ci formiamo per essere pronti a qualsiasi intervento, a qualsiasi evenienza. Questo chiediamo agli uomini politici e oggi siamo qua come lo siamo qua, siamo in tutta Italia a rappresentare tutti i lavoratori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Abbiamo detto basta alle promesse, vogliamo conferme, verità, più fatti a questo Corpo Nazionale che va diminuendo ogni giorno. Ecco, questo è quello che rivendichiamo. Noi auspichiamo appunto delle risposte da parte del governo, perché questa protesta nasce dal fatto che nella legge di bilancio 2020 sono state praticamente previste delle somme irrisorie per l'equiparazione così tanto paventata dal governo Conte, sostanzialmente lo stesso governo. Le somme sono insufficienti, fino a qualche mese fa si parlava di 216 milioni di euro, ora siamo praticamente arrivati nella legge di bilancio, nel bilancio 2020 con 25 milioni, per cui sono insufficienti a completare o a iniziare il percorso di una equiparazione alle altre forze dell'ordine, sia in termini previdenziali che in termini previdenziali. Noi chiediamo e rivendichiamo un'equiparazione giusta, perché le pacche sulle spalle non ci stanno più bene. Allora, io tocco solo un tasto perché gli altri colleghi già hanno parlato di tutto. Noi, come forse tanti non sanno, non siamo riconosciuti come categoria usurante, malgrado facciamo notti, malgrado lavoriamo con le intemperie, con il sole, con il caldo, con la pioggia. Per cui rivendichiamo questa cosa, è da tantissimi anni che ci dicono che ci devono dare questa forma previdenziale, ma ancora l'aspettiamo. Basta con le promesse, ora vogliamo i fatti.